Andiamo ora nel Basso Feltrino. Martedì sera una delegazione guidata dal sindaco Roberto Padrin, proveniente da Longarone, ha fatto in visita al presepio artistico che in questa edizione è stato dedicato alle vittime del Vajont. Stiamo naturalmente parlando del presepio artistico di Segusino. Una delle nuove scene del noto presepio di Segusino, che in questa edizione ha già contato circa 20.000 visitatori, riproduce alcuni longaronesi che il 9 ottobre 1963 all'Albergo Posta stavano seguendo un incontro di calcio in TV un minuto prima che Longarone venisse spazzata via dalla furia dell'onda distruttrice. Non sono mancati ovviamente i visitatori provenienti anche dalla provincia di Belluno, fra i quali una delegazione di longaronesi accompagnati dal primo cittadino Roberto Padrin. Del gruppo facevano parte anche alcuni membri delle associazioni informatori del Vajont con il presidente Gianni Olivier, dei superstiti con il presidente Renato Migotti e ancora la Proloco, alcuni presepisti, una rappresentanza del gruppo Alpini, altri presepisti di Rivalta e numerosi longaronesi, tra cui Elvio, un uomo, spiega il presidente dell'associazione parrocchiale Amici del Presepio di Segusino, Carlo Stramare, che 50 anni fa, quando aveva 9 anni, fu miracolosamente salvato dal disastro. 50 anni dopo, lo scorso Natale, quasi per caso, capitò davanti al presepio di Segusino, commuovendosi davanti alla scena dedicata alla memoria delle vittime del Vajont. La delegazione, dopo essersi intrattenuta per un'ora davanti al presepio, è stata accompagnata a visitare una mostra fotografica sul Vajont e il presepio, anch'esso dedicato al disastro, realizzato dai bambini della scuola elementare. Per tutti noi è stata sicuramente una grandissima emozione rivedere l'Albergo Posta, rivedere la diga e rivedere come questi artisti hanno ricordato il disastro del Vajont. È stato veramente un colpo molto forte che ha sensibilizzato tutti noi presenti, quindi io veramente ringrazio per questa straordinaria opera che rimarrà per un certo periodo e permetterà a moltissimi visitatori che visitano il presepe anche, diciamo così, di riflesso, di ricordare i nostri superstiti e coloro i quali hanno permesso di ricostruire la comunità di Longarone.